E amici di Studio 90 Italia, anche oggi per Artisti in Vetrina abbiamo il piacere di parlare con una donna, una ragazza davvero molto molto brava che ha cominciato il suo percorso artistico molto piccolina, ma adesso avremo modo di parlare con lei di questo progetto dal titolo Rosa Nera, di questo nuovo singolo in collaborazione con Tony Maiello. Amici, Raissa. Ciao Raissa, buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno, grazie per lo spazio che mi avete concesso. Allora, Raissa, parliamo subito di questo nuovo lavoro. Allora, noi ti avevamo lasciato praticamente con un singolo precedente, sempre realizzato da Enrico Chicco Palmosi, quindi una persona molto conosciuta nell'ambiente musicale, quindi già è sicuramente una grande soddisfazione. Torniamo adesso con questo singolo dal titolo Rosa Nera. Però prima facciamo conoscere un po' meglio Raissa. Raissa, laureata con 110 lode al DAMS, quindi con il massimo praticamente dei voti, anche una giornalista pubblicista, e poi c'è questa grande passione, questo amore per il canto sin da piccola. Esatto, sì. Sì, ma sai, comunque nella vita credo che ognuno di noi abbia varie attitudini, quindi se la famiglia, io ho la fortuna di avere alle spalle una famiglia che mi ha permesso di poter perseguire ogni percorso, quindi insomma perché no, perché non farlo? Quindi insomma l'università, il giornalismo, la musica sono tutte delle passioni che ho da sempre e che cerco di portare avanti insieme anche nel migliore dei modi. Allora a 6 anni praticamente avevi le idee molto chiare, so che per la prima volta hai cantato in pubblico a 6 anni. Cosa hai cantato a 6 anni per la prima volta? Guarda, avevo le idee molto chiare, cioè in realtà mi hanno messa lì sul palco perché forse c'era qualcuno che vedeva in me qualcosa, però per quello che mi ricordo credo che cantai la canzone non mi ricordo se il titolo è quello, quella di San Francesco che dedica a tutte le cose belle che sono presenti nella natura. Adesso non mi ricordo esattamente come si chiama. Il Cantico del Sole credo che sia, dovrebbe essere quello. Che bella poi tra l'altro. Ma tu sei anche figlia di artisti? Di artisti, tu parli nell'ambito musicale? Eh sì, eh sì. No, di artisti in questo senso no, sicuramente cultori della musica moltissimo, però sono figlie di due chef, quindi sicuramente anche nel loro modo insomma di interpretare l'arte con la cucina mi hanno dato tanto sotto questo punto di vista. Trovo che la cucina sia veramente una grandissima arte, te lo dice una che in cucina è proprio negata, quindi per me saper cucinare, essere chef già è un'arte di altissimo livello, quindi complimenti anche a loro e complimenti perché Raissa è davvero, cioè, tu sei davvero molto molto brava. E a tal proposito vorrei anche parlare di Rosa Nera. Cos'è questa Rosa Nera? Allora, Rosanera è un progetto che nasce ovviamente come mio secondo singolo, ma inaspettatamente perché questo brano in realtà era di Tony e doveva uscire nel suo nuovo album che tra l'altro uscirà a breve. E invece Chicco quando l'hanno prodotto in studio, mentre l'ascoltava, disse a Tony, ma perché non la proponiamo a Reissa? Perché questo brano secondo me le sta veramente bene addosso. Poi me la fecero sentire, io ovviamente sono rimasta estasiata perché è un brano che mi piace tantissimo, perché mi appartiene un po' come forse appartiene a tutti noi, perché Rosa Nera è sono quelle cose che ci portiamo dietro che forse ci hanno sicuramente segnato e non riusciamo mai a togliercele di dosso, sono quelle sofferenze a volte che ci rimangono, sono quelle emozioni anche belle ma che fanno male sicuramente, come amori che non possiamo vivere, persone che non possiamo per vari motivi avere nella nostra vita, però che sicuramente ci lasciano tantissimo. Per cui mi è piaciuta tanto e io ho subito detto sì. Tra l'altro Tony ovviamente prima disse io la voglio prima ascoltare e vediamo,
E invece poi quando l'ha ascoltata mi ha detto: Raissa, non solo vorrei che la cantassi tu, ma ti chiedo di poterla cantare insieme a te. Infatti poi nasce questo featuring tra me e lui, che è stata la soddisfazione più grande, insomma, che io abbia avuto nel mio piccolo percorso. Sono tante le soddisfazioni, immagino, perché so che hai fatto anche delle cose in Rai, a Uno Mattina, e comunque sei andata anche nei finalisti di Area Sanremo, quindi comunque dei traguardi sono stati già raggiunti da Raissa e poi chiaramente si spera di andare sempre più avanti, di raggiungerne dei nuovi. Sì, devo dire di sì, insomma, che il percorso serio e professionale della musica inizia proprio da qualche anno, da quando forse sono stata su Rai 1, quindi sono state delle grandissime soddisfazioni per me e cose insomma che mi hanno sicuramente fatto crescere tanto, ma non si smette mai di imparare, quindi pian piano e sgomitando cercherò di riuscire ad arrivare all'obiettivo, che poi è quello di fare la cantante, magari un giorno, però insomma se arriva arriva, altrimenti continuo a cantare nella stanzetta di casa mia. E vabbè, sicuramente con una voce così bella, Raissa, secondo me i traguardi ancora saranno tanti. Poi una ragazza intelligente e tra l'altro so che suoni anche molto importante, anche saper suonare, sei laureata al conservatorio piano jazz, quindi comunque suoni, canti e hai una testa molto intelligente, perché si vede, si percepisce anche quando parliamo, quindi ci auguriamo che veramente possa diventare il tuo lavoro a 360 gradi e che tu possa realizzare tanti altri singoli, tanti altri progetti interessanti come questo. Grazie, io ti ringrazio e vi ringrazio, sei stata veramente super gentile. Ci sono quelle interviste che poi ti rimangono anche, no? Sono veramente belle, quindi grazie, è stata veramente una bella chiacchierata. Il piacere è stato nostro, Raissa, ti aspettiamo presto in Sicilia. Io saluto te, salutiamo anche Tony Maiello che è in featuring in questo brano Rosa Nera, e che queste emozioni, anche negative, che fanno parte della nostra vita, perché guai se non ci fossero, altrimenti pensate un po' che vita piatta, no Raissa, che dici? Assolutamente, assolutamente sì, da queste poi nascono sicuramente quelle belle, la voglia di andare avanti, la voglia di ricominciare giorno per giorno. Ed è quello che ci fortifica. Grazie mille Raissa, noi ci sentiamo presto. Intanto Rosa Nera, c'è anche un bellissimo video che i nostri amici potranno guardare. Ciao! Grazie a voi, ciao!